Eccoci ragazzi, oggi Malgazannes, siamo nel parco naturale Puez Odre e vediamo di arrivare anche oggi alla nostra destinazione. Qui siamo a 1680 metri, dovremmo prendere il sentiero 25. Il giro dovrebbe essere un giro che varia dalle 4 alle 5 ore. Poi vediamo come va, dovrebbe essere 1200 metri di dislivello e il ritorno va fatto dalla stessa parte. Iniziamo e ci vediamo durante il tragitto. Ecco, qui c'è una deviazione e il sentiero cambia, passa da un largo sentiero a un sentiero percorribile. C'è ancora un'oretta, arrivare al rifugio Genova e proseguiamo così. Eccoci ragazzi, primo step completato. 1 ora e 40 circa ad arrivare al rifugio Genova. La seconda parte del sentiero è un po' più impegnativa della prima, che era veramente molto blanda. Questa, come potete vedere, è un sentiero per tutti, anche questo sinceramente, sempre chiaramente con un discreto allenamento. Da sotto è segnato 1 ora e 50, ci abbiamo messo 1 ora e 40, però ci siamo fermati anche a fare foto, a fare il filmato. Non so se abbiamo fatto un po' di fuoripista noi, perché vedo che abbiamo fatto tutto in cresta, comunque importante è l'arrivo finale.
Eccoci in cima a Sas de Putia, anche neve c'è qua. Che panorama. Eccoci ragazzi, sentiero di ritorno. Adesso andiamo a mangiare al Rifugio Genova. Ho una fame incredibile. Vediamo un po'. Sentiero di ritorno, discesa. Adesso dovremo percorrere. No, non faremo lo stesso sentiero. Ne faremo uno vicino comunque. Che non dovrebbe cambiare di molto. Però ci permette di arrivare prima al rifugio. Una fame, direi di fare una corsetta. Eccoci ragazzi, dopo 7 ore di fatica siamo ritornati al Rifugio Genova e adesso ho fatto una corsa, avete visto che corsa che ho fatto, ho una fame cane, adesso mi siedo e mi mangio tutto io. Comunque dai, un bel giro, non per tutti comunque, non è un giro proprio per tutti, ci vuole un discreto allenamento e poi non bisogna avere paura sulla piccola ferratina, anche se non è niente di che, non è una cosa esagerata, diciamo, una cosa tranquilla, però non bisogna avere paura dell'altezza. Dai, vado a mangiare qualcosa, ci vediamo al parcheggio adesso. Ciao ciao. Eccoci ragazzi, finita anche oggi la nostra avventura. Siamo tornati alla Malga Zannes. È stato un bel giro, 8 ore e mezza di giro abbiamo fatto. Però dai, siamo riusciti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like al video e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Ciao ragazzi, buon tutto e buona montagna!